Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati. Quest'oggi vi propongo una partita incredibile e una partita storica. Si tratta di una partita del 1995 dove due protagonisti sono due campioni del mondo. Garry Kasparov, considerato uno dei giocatori più forti della storia degli scacchi internazionali, contro di lui un giovane, un po' più giovane rispetto a Garry Kasparov, Anand, che non è il famoso Anand con il quale Christian ha giocato qualche settimana fa. Vediamo un po' come è andata. I due protagonisti sono famosi per diverse caratteristiche. Il giocatore con il bianco, come tutti gli indiani, è un giocatore molto creativo, tattico, e si dice che grazie ad Anand, che ha conquistato il titolo mondiale parecchi anni fa, questa nuova generazione di giovani indiani chiaramente sta conquistando lo scenario internazionale. Per quale motivo? Se uno vince un titolo mondiale in una nazione, chiaramente si crea così tanta curiosità che poi, che sia la moda del momento, tutti vogliamo fare scacchi, oppure l'interesse di grandi multinazionali o banche o non so, o semplicemente il governo che vuole spingere su questa disciplina, ha creato prodotti scacchistici, giocatori eccezionali come Hari Krishna, Gukesh, Praggnanandhaa e molti altri. La partita è iniziata così: E4, il bianco è un giocatore molto creativo, e il nero, che ha appena giocato C5, è il giocatore Kasparov, che è famosissimo per aver giocato la siciliana in tanti contesti e per essere uno di quelli che sosteneva ai tempi e sostiene tuttora che la siciliana è l'apertura migliore, l'apertura con la quale si può conquistare l'iniziativa da nero e non è ancora così facile riuscire a contrastarla. Insomma, Kasparov sosteneva che il giocatore che vuole provare a vincere deve conoscere la siciliana. Cavallo F3, pedone D6, D4 sulla scacchiera, cambio al centro, mossa abbastanza naturale, tendenzialmente cambiamo al centro quando ci sono due pedoni centrali, e quindi dopo cavallo F6 cerchiamo di provocare la difesa di questo pedone. Cavallo C3 riesce in questo, quindi pedone A6, alfiere 2 e 6. Una delle posizioni più teorizzate, l'inizio dell'apertura Najdorf, che tanto ha studiato Kasparov, contro la quale Anand probabilmente sapeva già di doverla affrontare. Roccocorto, che sembra essere la linea più tranquilla, di fatto evitiamo le linee con arrocchi contrapposti, il bianco potrebbe arroccare lungo, il nero è pronto a spingere il pedone B, dopodiché è tipica nella siciliana questa manovra di torre, questo percorso, pronti per sacrificare la qualità, tipica appunto delle aperture siciliane, delle posizioni siciliane con arrocchi contrapposti. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Alfiere 7, pedone A4, cavallo C6, alfiere 3. E anche qui sembra tutto molto lineare, ci sarà un momento, anzi la prossima mossa, dove anche il re del nero cerca sicurezza e Roccocorte la mossa effettuata. Pedone F4, e questo è il momento importante del mediogioco. Direi che entrambi hanno superato l'apertura nel migliore dei modi, i due re sono abbastanza sicuri, e il bianco deve cercare di impostare un gioco e non fa capire bene al nero che tipo di gioco voglia impostare, perché la presenza di questi pedoni potrebbero far immaginare che il pedone F possa andare in avanti, forse vogliamo fare F5, potrebbe far immaginare che questi due pedoni sono belli, però 3 sono ancora più belli, e quindi anche l'idea di spingere in G4 potrebbe essere un'idea che ha preparato il bianco, così come dall'altro lato, quindi quando giochiamo dobbiamo guardare la parte del lato di donna, la parte del lato di re, destra, sinistra, per cercare di individuare tutti i punti deboli, ma anche tutti i punti forti. Un'altra idea per il bianco potrebbe essere la conquista di questa casa per cercare di portare un alfiere lì in B6 occupando quella casa. Donna C7 sulla scacchiera, re H1, torre 8. La torre, dopo l'arrocco, ha un ruolo, probabilmente ne ha due. Uno che conosciamo tutti, che è cercare di mettersi in comunicazione con l'altra torre, e un ruolo che non conosciamo tutti, ma dovremmo saperlo, che la torre spesso si sposta di un passetto, di una casa, per lasciare strada libera a un pezzo leggero. Un alfiere in F8, in questo caso, così come in altri casi potrebbe essere un cavallo in F8, dà maggiore sicurezza al proprio re. Alfiere F3 sulla scacchiera, alfiere D7, cavallo B3.
La partita continua e il nero è pronto a dire la sua al centro della scacchiera. Se tutte le aperture hanno degli obiettivi da raggiungere, nella siciliana l'obiettivo del nero è uno soltanto: cercare di spingere in D5 quando il nero sarà in grado di catturare con un pezzo. Infatti le manovre, le mosse che ha fatto prima il bianco sono tutte mosse che rendono questa spinta difficile. Non posso fare D5 perché il nero deve affrontare un pedone, un alfiere, un cavallo e la donna. Non ho abbastanza controllori per fare quella spinta. Quindi cavallo A5 per Kasparov, cambio in A5, la donna riprende, donna D3, mantenendo un forte controllo sempre sulla casa D5, rendendo questa D5 che tanto il nero vorrebbe fare molto più difficile. Torre D8, torre D1 e alfiere C6. Ok, il nero si sta organizzando per realizzare questa spinta. Una torre insieme all'alfiere, al cavallo, anche la donna che non si vede controllano D5, ma il bianco è ancora pronto a impedirla. Il gioco degli scacchi, come raccontavo in altri video, è un gioco di fastidi. Più fastidio do al mio avversario, più sarà facile impostare la mia strategia. E allora Anand qui gioca una mossa che dà parecchio fastidio. Pedone B4, un pedone che non è difeso da nessuno. E se abbiamo visto con attenzione i tanti video che Andrea ha proposto su questo canale, sappiamo che un pedone è, quindi potremmo valutare la cattura. Ci sono tuttavia due tipi di pedoni, quelli che possiamo mangiare e quelli che mangiandoli ci fanno perdere. La donna in B4 sembra essere a rischio di restare senza case ed è un peccato che questa donna resti senza case, e la prima idea che potrebbe venire per attaccarla ovviamente è questa: la torre che si sposta in B1, però così come sono andato in B4 torno indietro e da lì tornerò in C7. L'altra idea è togliere la via di fuga A5. Se io gioco A5, immaginiamo mossa qualunque, torre B1 è un grande problema perché non ho più la ritirata. E allora in questa posizione, dopo A5, probabilmente devo provare a giocare alfiere B5 con la speranza che in caso di cambio la donna possa trovare più spazio. Ma qui vi dico che ci sono in realtà due mosse che non mi piacciono. La prima è questa: catturo, tu catturi, catturo, catturo, e quando la torre raggiunge la casa B1 cattura B5, fa pressione su B7 e probabilmente il pedone B7 è pronto anche lui a lasciare presto la scacchiera. Quando il pedone B5 lascia la scacchiera, con molta probabilità B7 lo seguirà, il pedone superstite, questo bellissimo, fortissimo pedone A5, ha strada libera verso la promozione. E allora, dopo B4, mossa da punto esclamativo di Anand, non resta altro che tornare indietro. Donna C7 la mossa giocata, pedone B5, prendo spazio, ti attacco l'alfiere, e a questo punto quando l'alfiere va via, torre B1. Il bianco sta cercando di prendere spazio verso le case del lato di donna. Pedone per B5, cavallo riprende in B5, ricatturo, donna prende, e quel pedone B7 che nell'altra variante abbiamo visto essere un problema, anche in questa variante è il protagonista del disagio del nero. Torre A8, mossa furba: se tu mi mangi B7 io ti cambio, e a questo punto mi rifaccio su A4. Se la posizione non è vantaggiosa per nessuno, sicuramente non è svantaggiosa per il nero. La partita è continuata così. Pedone C4, non c'è fretta di mangiare B7, però potrebbe essere importante limitarlo. B6, donna C8, cattura il centro, lui riprende. Donna per E5 sembra fantastica e anche facile, però questa donna si trova nella traiettoria della torre. Cosa significa? Che spostando questo alfiere, e probabilmente alfiere D8 è una possibilità, la donna del bianco deve andare via e dopo i vari cambi iniziano a saltare, a essere eliminati pedoni bianchi, quindi catturare il pedone E5 è ovviamente molto rischioso. La partita continua, A5. E A5 direi che rispecchia questo consiglio: prendete carta, penna e annotate che quando voi avete una minaccia semplicemente potete migliorare la posizione perché la minaccia resterà. Alfiere F8, pedone H3, donna E6, torre D5.
Mossa spettacolare, direi geniale, perché è una torre che va in pasto, direi che questa torre va in pasto ai pezzi del nero, perché ovviamente si può catturare di cavallo, che è la mossa che è stata fatta in partita, e altrimenti il bianco, se il nero non la cattura, migliora la posizione raddoppiando le torri. Ma il nero accetta la sfida, Kasparov calcola che questa torre si possa catturare e Anand si ritrova con dei 3 pedoni liberi, non tutti, chiaramente questo pedone B7 rende più difficile l'avanzata di A5 e C4, però si ritrova con 3 pedoni contro 1 con il sostegno di tutti i pezzi. E allora, allegramente, dopo donna G6, il pedone C5, il pedone da C4, raggiunge la casa C5, pronti ad andare in C6 e creare 2 pedoni liberi. La partita continua in questo modo, adesso è una questione di calcolo. La torre va in E5 per creare problemi probabilmente sul G2. Donna D7 evita, o comunque sia, si prepara in alcuni casi a rientrare se necessario, oppure la donna in D7 sostiene il pedone che va in C6, il pedone che va in C7, il pedone che va in C8 diventa donna, e a quel punto la donna non ha più bisogno di sostenere i pedoni perché si ritroverà con un'altra donna all'interno della scacchiera. Torre G5, ultimi tentativo di controgioco, torre per G2 nell'aria, torre G1 difende tutto, e guardate quanto è simpatica questa posizione, perché il bianco decide di portare la torre nella posizione peggiore, più passiva che esista, semplicemente perché considera che i 3 pedoni insieme agli alfieri sono abbastanza forti per progredire. La partita prosegue in questo modo. Il pedone B7 eliminato, lascia la scacchiera, lo ringraziamo per essere stato qui con noi, e dopo donna E6 si minaccia un furbo tema di matto. Torre per H3 vincerebbe all'istante, ma stiamo parlando di giocatori fortissimi, quindi RH2 limita il tema di matto. Per qualcuno che non l'abbia visto ve lo propongo, quindi mossa qualsiasi, gioco torre per H3, mi devi catturare, e dopo la cattura questo povero re resta in una posizione spiacevole per lui. Dunque, RH2, ci sottraiamo dal sacrificio, dopodiché, che succede qui? Ok, dopo RH2 in realtà la posizione, l'immagine si era bloccata, però dopo RH2 il nero si arrende, doppio attacco, minaccio la torre, minaccio l'altra torre, triplo attacco, probabilmente minaccia, con questi pedoni che sono allegramente pronti a promuovere. Vediamo un po' come proseguire. Qualcuno dirà, ok, se ti giocassi donne 5, che succede? Perché minaccio le scoperte. Se questa torre si sposta, se questa torre si spostasse, sarebbe fantastico. Il problema è che questa torre non si può spostare, e se io catturo, quando questa torre si sposterà, io mi sposto e non ci sono più minacce, non ci sono scoperte forti, quindi questa è una posizione totalmente vinta. Rivediamolo dunque dall'inizio, dove Anand si è ritrovato ad affrontare la famosa apertura Najdorf di Kasparov, famosa per Kasparov, famosa per Fischer, e giocando questa posizione ha deciso di interpretarla in modo tranquillo, arroccando corto. La partita prosegue in questo modo, re in H1 è sempre una mossa utile quando giochiamo la siciliana, semplicemente per sottrarci da possibili minacce lungo la diagonale. La partita continua in questo modo, cavallo salta in B3, il bianco vuole fare D5, il nero vuole impedirlo, e dopo tutti questi cambi il bianco non rende possibile questa avanzata. B4, la mossa di Anand, fortissima, prende spazio e da lì prende un'iniziativa che, come avete visto, non è più riuscito a perdere. Pedone per B5, presa di spazio, tutto contro il punto B7 che è il nostro obiettivo, il nostro target, e non c'è fretta di attaccarlo, quindi C4 sulla scacchiera. Pedone 5 dicendo al nero, dicendo al bianco, il nero vuole cercare controgioco lì al centro, e dopo questi cambi la partita prosegue in questo modo. Tutto verso il punto E5. Alfiere F8 difende, adesso si gioca verso questo equilibrio che si rompe con un sacrificio di qualità molto bello da parte di Anand, e la partita prosegue verso questo seguito, questo binario,
nel quale l'unico controgioco del nero è cercare di portare i suoi 2 pezzi pesanti contro il re, però dopo torre G1 si neutralizza tutto quanto. Il pedone arriva in D6, dunque il pedone cattura in B7 e dopo donne 6 l'unica minaccia reale è la cattura in H3 e sappiamo che se c'è una minaccia di matta in una, con un po' di attenzione la difendiamo e adesso purtroppo per il nero è tardi. Vince Anand questa fantastica partita contro Kasparov che spero che vi sia piaciuta, a me tantissimo, e appuntamento alla prossima. Non dimenticate di seguire Mattoscacco. Ciao a tutti!